Abbattuta la cupola cinese del nord-est, che non si limitava ad importare immigrati asiatici che compravano i permessi di soggiorno a 16.000 euro o a frodare sistematicamente il fisco italiano. L'operazione Testa di Serpente, condotta dalla Guardia di Finanza, ha consentito di smascherare soprattutto i meccanismi con i quali l'organizzazione cinese aggirava la burocrazia per ottenere il nulla osta all'apertura di bar e ristoranti. È una boccata di ossigeno, quindi non è un'operazione spot, il clochard della contraffazione, ma è il cuore delinquenziale di una criminalità efferata che vive in Italia, moltiplica e si irrobustisce. Chi voleva aprire un esercizio, anziché frequentare un corso di 120 ore come previsto dalle norme regionali, versava quasi 2.000 euro per conseguire i REC, i certificati di abilitazione professionale. Qui non si faceva nessun corso, non si faceva nessun esame, anche perché in taluni casi, anzi in molti casi, c'erano problemi di non conoscenza della lingua. Si trattava di documenti rigorosamente falsi, prodotti da Giuseppe Girardi, una 63enne di Spinea, titolare di una società di servizi con sede a Santa Maria di Sala, immortalato dalle immagini catturate da una telecamera nascosta dalla finanza in uno studio commercialistico, mentre riceve il denaro in cambio di un certificato. Già una cinquantina ristoranti e bar del nord-est a rischio chiusura. Un'operazione a dir poco brillante, ha detto il pubblico ministero di Padova Sergio Dini, titolare dell'inchiesta, che rilancia l'intero corpo delle Fiamme Gialle, travolte nell'ultima settimana dagli scandali romani legati al caso milanese. Purtroppo fa molta più notizia di solito uno che sbaglia rispetto a 10 che lavorano bene.